Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sicurezza cuore del lavoro. Il 1° maggio a Carfizzi, nel Crotonese, CGIL, CISL e UIL denunciano troppe morti sul lavoro, necessario combattere la precarietà. Le storie di chi il 1° maggio è al lavoro: ci sono gli operatori sanitari ma anche operatori turistici, baristi e parrucchieri. L'avvertenza delle strutture sanitarie private dopo l'incontro con il governatore Oliverio, sospesa la protesta prevista per domani. 2 persone sono state arrestate a Belmonte Calabro dai carabinieri, madre e figlio accusati di maltrattamenti in famiglia. Picchiavano una congiunta per farsi consegnare la pensione. Sorpreso mentre ruba dalla cassa di una farmacia a Longobucco, l'uomo è stato arrestato. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. 1° maggio, festa del lavoro che non c'è in Calabria, l'appuntamento a Carfizzi nel Crotonese, CGIL, CISL e UIL presenti con Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Fabrizio Pascucci. Tema centrale della giornata è stato quello della sicurezza sul lavoro. Sentiamo. Prima la deposizione di una corona di fiori a Melissa, il cibo che ricorda i caduti della strage di Fragalà del 1949, e poi l'arrivo alla famosa Montagnella, luogo di ritrovo storico delle popolazioni locali che da un secolo esatto celebrano in questo luogo la festa del 1° maggio. Hanno scelto Carfizzi, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, per affrontare nel giorno della festa del lavoro il tema della sicurezza, il cuore del lavoro. Alla manifestazione presenti anche il segretario confederale della CGIL Maurizio Landini, il segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra e il segretario generale della FENAL UIL Fabrizio Pascucci. Oltre ai rappresentanti nazionali dei sindacati e i segretari generali regionali Sposato, Tramonti e Biondo. Il tema centrale della giornata dunque è stato quello della sicurezza sul lavoro. Tanto bisogna investire molto sulla cultura della prevenzione, perché qui si continua a morire in modo molto pesante e quindi c'è bisogno di aumentare i controlli, ma di fare in modo che nelle imprese prevalga l'idea che la salute e la sicurezza non sono un costo ma sono un investimento. Del resto in Europa, se uno vede, i paesi dove i livelli di produttività e la qualità della ripresa sono più alti sono anche i posti dove c'è meno precarietà e dove c'è più qualità del lavoro. Bisogna agire per creare lavoro di qualità e combattere la precarietà, ha detto dal palco Landini, che ha ribadito la necessità di fermare la pesante scia di morti sul lavoro per rilanciare l'occupazione con investimenti soprattutto nel Mezzogiorno. Senza lavoro non ci può essere nessuna ripartenza, ha detto poi il governatore, giunto anche lui alla Montagnella. Nessuna prospettiva, nessuna possibilità di riscatto e di crescita. Se riparte il Mezzogiorno, ha concluso Oliverio, riparte l'intero paese. 50 anni fa le persone morivano per avere un pezzo di terra, come a Melissa. Oggi invece le persone muoiono sui luoghi di lavoro e tutto questo è inaccettabile. Ecco perché abbiamo voluto lanciare questo segnale forte al Paese, trovare la forza per una grande alleanza nazionale che mette insieme le migliori forze, le migliori energie per arrestare questa lunga scia di sangue. E poi c'è il lavoro che manca, il lavoro che cambia, il lavoro che si perde. Il lavoro deve ritornare ad essere al centro delle priorità da affrontare e risolvere nel Paese, nel Mezzogiorno e soprattutto in Calabria. E soprattutto sugli incidenti sul lavoro. Un uomo di 63 anni, Umberto Fiorillo, è morto in un incidente avvenuto proprio nella frazione di Vibo Valentia Piscopio. Fiorillo era alla guida di un trattore, stava effettuando dei lavori nei campi agricoli proprio in un terreno di sua proprietà. Per causa in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio del 118 della postazione di Vibo e poco dopo
scopo è atterrata anche un'eliambulanza. Purtroppo però ogni tentativo di rianimare il 63enne si è rivelato inutile. Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato. La morte di Fiorillo proprio nel giorno del 1° maggio dedicato quest'anno alla prevenzione degli incidenti sul lavoro ha suscitato sgomento e sincero cordoglio nella frazione di Vibo Valentia dove l'uomo risiedeva. Il 1° maggio però non è solo manifestazioni di piazza, ma è anche lavoro, le storie di chi in questo giorno svolge come negli altri giorni dell'anno la propria attività e a sorpresa non ci sono solo i sanitari. Gianluca Pasqua, sentiamo. C'è il 1° maggio delle manifestazioni, degli slogan e dei buoni propositi, in una Calabria che, ai noi, vanta un tasso di disoccupazione giovanile elevatissimo. E c'è chi invece il 1° maggio, per scelta o per dovere, lavora al servizio degli altri. Per alcuni non è neanche una giornata come le altre, ma ancora più impegnativa. Siamo andati nella centrale operativa del 118 di Cosenza. I telefoni delle 4 postazioni squillano a ripetizione e gli operatori raccolgono le segnalazioni e le richieste d'aiuto più disparate che provengono dal vastissimo territorio provinciale, smistando le unità di soccorso disponibili. L'intervento più delicato oggi sul Tirreno Cosentino, nei pressi di Cirella, per un incidente. È una giornata particolare però per la sanità. La festa del lavoro è una festa per noi lavoratori, però anche quelli che lavorano. Come ogni festa, logicamente, è avvicinandosi la stagione estiva, questo aumentano molto le chiamate. In particolare ci sono incidenti stradali oggi? Beh, uno in particolare oggi l'abbiamo avuto su Cirella, proprio in questo momento. Si è intervenuto nel soccorso, in quanto l'accaduto, essendo macchina moto, molto probabilmente necessita dell'elisoccorso. Noi abbiamo sul territorio 18 PET, per cui si sa la provincia di Cosenza è una delle province più grandi. Oltre alle 18 PET abbiamo anche mezzi di volontario che sono distribuiti sul territorio. Coordiniamo l'intera provincia, per cui non è semplice. Oltre ai servizi fondamentali e imprescindibili, ci sono una miriade di attività che non staccano nel giorno di festa. La città è aperta per i suoi abitanti e per i turisti, che possono anche trovare un parrucchiere che ha rinunciato alla pausa. Un po' forzata, a dire la verità, perché quando capita per noi una festa o di martedì o di sabato, dobbiamo fare mezza giornata. È ovvio, perché veniamo dopo 2 giorni di chiusura, cioè domenica e lunedì siamo chiusi e allora non possiamo fare 3 giorni chiusi. Però abbiamo lavorato stamattina. Sul corso principale, gli esercizi commerciali che hanno alzato la saracinesca sono premiati da un via vai costante di clienti e se i dipendenti hanno diritto al giorno festivo, allora i titolari li sostituiscono. Sì, perché i lavoratori è giusto che abbiano la loro giornata di riposo nella festa dei lavoratori. I titolari godono i vantaggi di essere titolari, ma anche gli svantaggi di queste giornate. Uno scenario molto diverso rispetto a qualche anno fa. Per i commercianti, più che un dovere, è diventato un obbligo. C'è un obbligo ad aprire, non c'è più l'obbligo alle chiusure come era negli anni passati. E forse il bello del commercio, che se sei aperto anche a mezzanotte arrivano i clienti. Infatti vedo che oggi c'è una risposta. Sì, siamo sempre puntuali, sempre precisi all'apertura, ma abbiamo la fortuna di fare i turni, quello che magari non tutte le attività lo permettono ai propri dipendenti. Il 1° maggio è anche giornata di riflessione e confronto. A Vibo la tavola rotonda che vede dialogare imprenditori e sindacati sulle strategie di sviluppo del territorio. Sentiamo. Il parco urbano quale luogo ideale per fare del 1° maggio a Vibo Valentia un momento di vera festa. È una formula originale che riesce a coinvolgere tutta la cittadinanza ma che non evita la chiamata alla riflessione sul delicato tema del lavoro. E così sindacati confederali CGIL, CISL, Confindustria, Pastorale del Lavoro, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti hanno dato vita ad un dibattito dedicato alle potenzialità dello sviluppo del territorio alla luce della imminente ZES che può rappresentare un'occasione davvero unica anche per il vibonese.
Sicuramente la ZES è uno strumento molto importante di grande attrazione per gli imprenditori sia locali che di fuori regione. Sicuramente dobbiamo avere quegli strumenti urbanistici che regolamentano soprattutto lo sviluppo del territorio e che siano di attrazione, di vera attrazione come tempistica per un imprenditore per fare portare la propria idea in realtà. Cosa chiede l'imprenditore? Noi crediamo che ci siano degli strumenti, dei regolamenti certi dove l'imprenditore può veramente sviluppare il proprio business plan anche mettendo la funzione tempo come non una variabile ma come una costante importante. In un territorio come questo parlare di programmare lo sviluppo è più complicato, ma c'è un'occasione nuova, questa della ZES, può essere lo stimolo giusto? Assolutamente, e secondo me è l'ultimo banco di prova che una classe dirigente tutta deve avere in una realtà difficile come la nostra, e questa grande opportunità che ci viene dato attraverso questo strumento che è la zona economica speciale è un qualcosa che deve essere vissuto profondamente in ogni rivolo del sistema pubblico, in ogni rivolo del sistema imprenditoriale e anche sindacale, perché è chiaro che da questo dipenderà molto le sorti di un territorio, del suo sviluppo e della sua crescita, non solo per generare economia, che è fondamentale e quindi benessere, ma per generare società civile, per generare democrazia, per generare un luogo dove poter vivere ed essere, come dire, nelle condizioni di portare avanti gli impegni che richiamano la quotidianità in una realtà difficile. In tutto questo è chiaro che lo strumento come tale va saputo programmato, va saputo elaborare, vanno fatte, come dire, delle verifiche attente e delle analisi di fattibilità per mettere il mondo imprenditoriale nelle condizioni di avere gli interessi e l'appetibilità a venire a investire e a creare sviluppo in una realtà come questa. Ma oggi è anche giorno per molti di vacanza. Cosenza in questi giorni è meta di turisti. Sentiamo. Un assaggio d'estate per Cosenza, città che si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama turistico nazionale. Il corso principale, arricchito dai monumenti del MAB, è frequentato da comitive di turisti e viaggiatori solitari, divisi tra shopping e fotoricordo. Il ponte di Calatrava è la novità dell'anno e sta scalando le posizioni della classifica dei luoghi più visitati. Ma ad attrarre maggiormente la curiosità dei visitatori è sempre il centro storico, le chiese, le piazze, i vicoli, le botteghe e il castello. Tanti turisti italiani che hanno inserito Cosenza nel loro itinerario calabrese. Oggi è il turno di una comitiva proveniente dalla Toscana. E secondo me, a me è piaciuta anche se il degrado è evidente e tutto quanto, non si può negare, però è bella, c'è un fascino particolare per me che non lo so, mi ha colpito. Bella. Ma non mancano gli stranieri, noi ne abbiamo incontrati alcuni provenienti dalle Filippine e dalla Francia. Mi piace, certo, sono venuta con mio marito dalle Filippine per conoscere questi luoghi. La mia prima impressione è che è una bella città, ma con troppi luoghi chiusi e poca gente in giro. Un centro storico bellissimo da ristrutturare e una natura fantastica che la circonda. Un fatto positivo per chi vive e lavora nel centro storico e uno sprone a fare di più per esaltare le bellezze architettoniche e paesaggistiche e ridurre le sacche di degrado. È un turismo che si fa vedere in città tutto l'anno, perché abbiamo un turismo vario, abbiamo quello del weekend, ma anche i cosentini riscoprono la città. La passeggiata domenicale spesso e volentieri, ce ne dovrebbero essere di più per la scoperta della città, spesso e volentieri si avventurano a passeggiare praticamente nel centro storico, a prescindere se ci sono le botteghe aperte oppure no, comunque non li vediamo che passeggiano, quindi un po' questa riscoperta della passeggiata nel centro storico. Una cosa importante che mi va di dire, perché l'ho toccato con mano, tutti i turisti a carattere mondiale ci dicono che abbiamo il centro storico più bello, ma non più bello perché l'ha detto Sgarbio, perché è più bello sotto il profilo, diciamo, urbanistico, più bello perché è un centro storico legato alla città. La sanità adesso, l'avvertenza delle strutture sanitarie private, sospesa la protesta in programma da domani dopo l'incontro a Lamezia con il presidente della regione Mario Oliverio, convocato invece per venerdì un tavolo in regione. Vediamo.
La riunione partecipata d'altronde il comparto della sanità privata in Calabria conta un bacino di 2.152 occupati, numeri incompleti perché mancanti del personale che lavora negli ambulatori delle case di cura. Le slide presentate alla Mezzia Terme, alla presenza del governatore Mario Oliverio e del delegato alla sanità Franco Pacienza, imprenditori e professionisti definiscono inaccettabili il blocco dei pagamenti e denunciano la situazione di indigenza, la chiamano proprio così, in cui operano le strutture. I posti di lavoro sono a rischio, minacciata la serrata. Noi chiediamo al Presidente Oliverio che gli atti che inopinatamente il commissario Scura ha adottato, i decreti 70 e 72, vengano sospesi in autotutela e chiediamo l'immediato sblocco dei pagamenti che sono fino a questo momento accatastati, senza che possano essere in questo momento incassati dalle singole strutture. Se questo purtroppo non avverrà, noi saremo costretti a una serrata a tempo indeterminato e questo porterà ovviamente ulteriori disagi che purtroppo non potranno essere ascritti alla nostra responsabilità a tutti quanti i cittadini della Calabria. Al termine dell'incontro, ANISAP e Federlab decidono di sospendere temporaneamente la protesta che era in programma già da domani 2 maggio. Il governatore incassa il risultato e si impegna a sostenere la battaglia. Io credo che il commissario in questi anni ha determinato una situazione appunto grave e gli effetti sono questi. Né si può liquidare con una battuta pubblico-privato, perché non di questo si tratta di prestazioni che sono pubbliche, perché si tratta di strutture accreditate, convenzionate e accreditate, che svolgono una funzione importante nel sistema sanitario calabrese per la loro diffusione e capillarità sul territorio calabrese, e naturalmente bisogna ascoltare, bisogna aprirsi al confronto e ragionevolmente bisogna trovare le soluzioni e le risposte. La Regione chiede la sospensione delle procedure di licenziamento, in qualche caso già avviate, per risolvere la vertenza. Convoca per venerdì 4 maggio un tavolo tecnico con i direttori del Dipartimento Salute. Si sieda intorno a un tavolo e si corregga, perché appunto le correzioni necessarie per corrispondere ad un bisogno di tutela e di cura della salute attraverso le prestazioni sono correzioni dovute. Ora la cronaca con una brutta notizia che arriva da Catanzaro, dove è morta una dodicenne nel primo pomeriggio di oggi. Si sarebbe suicidata, questa la prima ipotesi, dopo essere precipitata dal quinto piano della palazzina dove viveva con la famiglia. Alla base del gesto compiuto dalla ragazzina ci sarebbero, questa ancora un'ipotesi, al momento appunto non ci sono conferme ufficiali, la reazione improvvisa e imprevedibile, tenuto conto dell'età della vittima, possibili incomprensioni o diverbi familiari. La dinamica dell'accaduto adesso è al vaglio della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. Al momento però la ricostruzione dei fatti è resa complicata dal fatto che i genitori della dodicenne, lui rappresentante, lei casalinga, sono prostrati in stato di shock. Sul posto sono giunti anche il magistrato di turno della procura catanzarese e il medico legale. I genitori hanno altri 2 bimbi più piccoli e, da quanto si è accertato finora, nella figlia avevano particolari problemi. La tragedia ovviamente ha suscitato sgomento in tutta la città di Catanzaro. Ancora per la cronaca, torniamo sull'aggressione dei 4 docenti avvenuta domenica scorsa dopo la denuncia e il fermo dei 20 ultras del Catania. Oggi in redazione ci è giunta la lettera di uno dei 4 docenti che dice: è stata un'esperienza terribile che ci segnerà a vita. Sentiamo. Momenti drammatici e di paura nel racconto di uno dei 4 docenti aggrediti domenica scorsa da un nutrito gruppo di ultras del Catania alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. La missiva ci è giunta in redazione ed è stata scritta dal conducente dell'auto, una Fiat Multipla, che insieme ad altri 3 colleghi si stavano dirigendo verso Cosenza perché impegnati a seguire un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l'Università della Calabria. In maniera minuziosa e precisa il prof descrive ogni istante dell'aggressione
Lo fa perché, scrive, come cittadino e come docente, vi chiedo di dare notizia dell'accaduto affinché tutti gli italiani siano persuasi su ciò che può succedere a degli onesti lavoratori, padri di famiglia, in viaggio anche di domenica, ma soprattutto affinché simili atti criminali non debbano più ripetersi. Una lettera di denuncia, dunque, come già raccontato ieri nel corso dei nostri TG, oltre 20 sarebbero gli indagati e uno di loro è stato sottoposto a fermo con l'accusa di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento, identificati qualche ora dopo l'aggressione. Secondo alcune indiscrezioni trapelate si tratterebbe di uno scambio di persona, ma siamo ancora nell'ambito delle ipotesi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cosa e perché ha scatenato l'ira violenta di questo gruppo di ultras, ma mentre le indagini proseguono, il docente ci tiene a raccontare ciò che è accaduto e che segnerà per sempre la vita di queste persone che forse avevano come unica colpa quella di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato. La corsa contro il tempo per cercare aiuto, gli aggressori che nonostante tutto non volevano proprio desistere, poi l'arrivo in stazione e la richiesta di intervento della Polfer che ha evitato conseguenze ben più gravi, uno scenario da film d'azione tra i più cruenti. Ecco cosa si sono trovati di fronte i poliziotti giunti sul posto, con l'auto completamente incendiata. Le fiamme le ha spente proprio il protagonista della lettera, che ha scongiurato la strage, visto che la multipla su cui viaggiavano era a metano. Nessuno di noi, conclude poi il docente, in nessun istante ha mai pensato di reagire o infierire, peraltro con un collega invalido su di loro. Tutti abbiamo protetto il nostro volto con le mani, gridando siamo docenti, lasciateci stare, cosa volete, affidandoci esclusivamente alle forze di polizia e chiedendo loro aiuto. Ancora una notizia di cronaca che arriva dal vibonese. Rosaria Mancuso, moglie di Domenico Di Grillo e sorella dei capi dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari in un locale dell'azienda agricola della donna hanno trovato un revolver e ben 200 munizioni. Il marito della donna era finito in carcere per lo stesso reato in seguito alle perquisizioni scattate nell'immediatezza dell'esplosione dell'autobomba in cui lo scorso 9 aprile a Limbadi perse la vita Matteo Vinci di 42 anni. Venne gravemente ferito il padre Francesco. L'arresto di Rosaria Mancuso, che è stata trasferita nel carcere femminile di Reggio Calabria, è stato fatto dai carabinieri del nucleo investigativo di Vibo. Nell'ambito della stessa operazione di controllo i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di arma impropria anche un'altra persona trovata in possesso di una katana, la spada usata dai samurai. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Ruba dal registratore di cassa di una farmacia a Longobucco nel Cosentino, ma nel retro del locale c'erano i carabinieri che hanno sorpreso l'uomo, un 54enne che è stato arrestato. I militari erano stati allertati dal titolare della farmacia, il quale aveva segnalato gli ammanchi di contante. Incidenti questa mattina sulla statale 18 a Diamante nel Cosentino, scontro tra un'auto e una moto al bivio di Cirella, 2 i feriti, necessario l'intervento dell'elisoccorso, sul posto la polizia stradale, disagi al traffico. 2 persone, madre e figlio, sono stati arrestati dai carabinieri a Belmonte Calabro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I 2 avrebbero costretto una ragazza, figlia della donna e sorella del giovane, a consegnare loro la pensione di invalidità. Doveva essere ai domiciliari a Reggio Calabria, ma è stato sorpreso a Siderno alla guida di un'auto con a bordo altri 2 connazionali. All'interno della vettura sono state trovate alcune chiavi, un piede di porco, grimaldelli e altri arnesi. Un cittadino romeno è stato arrestato in flagranza per evasione dalla polizia stradale. Un incendio sulla cui natura sono in corso accertamenti ha distrutto nella notte a Roccabernardo nel Crotonese un autocarro, il mezzo di proprietà di un agricoltore cinquantenne. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Petilia Policastro.
E parte domani a Mendicino un appuntamento culturale giunto all'8ª edizione che coinvolge l'Interland Cosentino. Ne abbiamo parlato con Assunta Morrone, dirigente scolastico e promotrice del ricco cartellone. Sentiamo. Assunta Morrone, c'è questa bella iniziativa che parte domani, il Maggio dei Libri comincia a Mendicino, ma poi ha anche una collaborazione con la B-Book di Cosenza. Tantissimi gli scrittori, gli artisti coinvolti, obiettivo coinvolgere i ragazzi. Sì, partiamo con l'8ª edizione di E se il libro fosse un caleidoscopio, 8 edizioni tutte cariche di proposte, ogni edizione ha avuto un tema, il tema di quest'anno è il ricordo e la memoria. I ragazzi di tutti gli ordini della nostra scuola si sono cimentati nella costruzione di una mostra che ha proprio questo tema e ha messo in gioco i ricordi più vicini ma anche quelli più lontani. Abbiamo anche avuto la possibilità di scoprire un archivio della scuola che abbiamo messo a disposizione dei nostri ragazzi perché possano vedere da vicino come si è evoluta la scuola in questi ultimi decenni e diciamo anche quella possibilità di incontrare i loro autori preferiti direttamente in modo tale da fare dei laboratori di scrittura, di lettura e di illustrazione e di crescere in questa voglia di leggere. La nostra paura è quella che la scuola non abbia come dire, la possibilità di portare avanti invece i temi che sono talmente cari alla formazione, perché si dice che a scuola la voglia di leggere e scrivere passi, in realtà non è così, perché se troviamo le giuste misure e le forme più idonee ai nostri ragazzi, i ragazzi si appassionano. Noi vorremmo che la passione cresca il più possibile. Quest'anno ci siamo gemellati con il B-Book. Loro sono alla 4ª edizione, ci piaceva, viste le finalità comuni, che tutto procedesse in un ordine preciso. Noi cominciamo il 2 e finiamo il 5, loro riprendono come dire, il testimone il 6 e vanno avanti fino al 9. Alcuni autori sono gli stessi, altri sono diversi e in questo modo l'offerta per la nostra città è un'offerta veramente vasta, da Mendicino a Cosenza e viceversa. C'è la formazione per i ragazzi, c'è la formazione per gli adulti, quindi 2 unità formative contemporanee, il 4 e il 5 di maggio, uno sulla storia, una sulla letteratura, insieme, un po' come un piccolo salone del libro. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. Oggi bel tempo, domani poi si assisterà ad un graduale peggioramento per l'approssimarsi di un'area di bassa pressione. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse un po' ovunque con possibili piovaschi sul Reggino e sui versanti orientali dei monti. Temperature in lieve calo. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani venti in rinforzo da scirocco con moto ondoso in aumento. Lo Ionio risulterà molto mosso, localmente agitato, il Tirreno mosso molto mosso. Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito meteincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.